quello che vuole comprarsi la giacca da 30.000 euro perché vale 30.000 euro. Quest'ultimo anno si è perso un po' l'identità del lusso, difatti il lusso ha avuto un gran tracollo, ha perso il 30-40%. Vediamo ad esempio delle grandi case automobilistiche di lusso, sono rimaste coi suoi prezzi alti, ma ti danno 1-2 macchine di qualità, ma quello è il loro prezzo, come determinate aziende di moda hanno mantenuto il loro standard perché è lusso, quello che vuole comprarsi la giacca da 30.000 euro perché vale 30.000 euro. Invece questi ultimi anni tante case di moda hanno tradito il cliente. Hanno tradito il cliente, quindi c'è stata veramente una perdita, adesso stanno arrancando, c'è veramente un disastro nel mondo della moda lusso. Noi lavoriamo per brand che non sono tra i più conosciuti, però hanno una qualità veramente molto alta, dei nomi si stanno facendo e stanno vendendo molto. Se grosse case di moda hanno perso punti in percentuale altissimi, questi continuano un po' a salire perché il valore aggiunto tu lo vendi e viene riconosciuto.